Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ripeto sempre le solite cose, ormai i nostri telespettatori ne sono a conoscenza. Elisabetta Corazza, dal web ci sono novità e qualche novità da raccontarci? Allora, restando in tema Covid, sapete che nel weekend riprende il campionato di Serie B che vede coinvolte anche squadre venete, in particolare il Venezia. In una nota ufficiale diffusa attraverso il proprio sito dice che al quinto ciclo di tamponi è emersa una positività al Covid all'interno del gruppo squadra, quindi l'intera squadra oggi non si è allenata e a partire da questa sera la persona trovata positiva andrà in isolamento fiduciario in attesa dei risultati di un nuovo ciclo di tampone effettuato oggi. Cioè dopo 5 tamponi, scusami Elisabetta, dopo 5 tamponi è risultato positivo? Al quinto tampone sì, questa persona del gruppo squadra, che può essere un giocatore come una persona dello staff tecnico o appunto del gruppo che ruota attorno alla squadra, è risultata positiva. Quindi oggi non si sono allenati. Perfetto, e la persona è stata messa in isolamento fiduciario. Problemi anche in casa Padova, nel senso che un giocatore ha affermato, cioè è sempre stato negativo ai test effettuati, però è venuto a conoscenza di essere stato sabato sera in compagnia di una persona risultata poi positiva e quindi insomma a titolo precauzionale la società aspettando l'esito di un tampone non l'ha fatto allenare. Perfetto, vabbè, è stato chiaro, succedono ancora di questi casi, sempre meno, auguriamoci che spariscano completamente. Andiamo con i messaggi e ne mandiamo 4 alla volta, grazie Claudio e Marco in regia che li saluto. Eccolo qui, allora 4 alla volta, non mi sembra normale che non si sappia ancora quando si terranno le elezioni, considerando che c'è anche una campagna elettorale da fare. Questa ovviamente è una considerazione del tutto corretta, andiamo avanti. Ma sarà sicuro andare a votare tutti in fila in attesa si creano assembramenti? Andiamo avanti, questo poi se succederà più avanti speriamo che non ci sia più questa problematica. Il governatore Zaia ha dimostrato di avere idee chiare e ha fatto bene in questi 10 anni, merita di essere rieletto. Ovviamente un plebiscito per il governatore, andiamo avanti. Dispiace che Lorenzoni lasci il governo di Padova, con Giordani aveva iniziato un bel percorso ed è un peccato interromperlo prima della fine, comunque un in bocca al lupo anche ad Arturo Lorenzoni. Eravamo rimasti nella sulla pedemontana, non so a chi ho tolto la parola, però a Lorenzoni che dice... Dopo una cosa dico anch'io. Allora, nessuno mette in dubbio la necessità nel Veneto di grandi infrastrutture perché il Veneto ne ha senza dubbio bisogno. Però ricordiamoci anche una cosa, questa pedemontana, ricordiamoci innanzitutto i costi, che da 3 miliardi è salita a 13 miliardi. Ricordiamo che è vero che sono 90 chilometri, ma poi ce ne sono altri 68 di congiuntura, in cui con la possibilità di cementificazione ulteriore per quanto riguarda le aree adiacenti alla pedemontana. La pedemontana è stata costruita, attenzione, su di una valle, io voglio dare una riflessione, non penso tanto sull'utilità perché presumo ci sia stato uno studio che abbia, mi auguro quantomeno, avallato un progetto mastodontico del genere monumentale, però è chiaro, senza ombra di dubbio, i costi che ogni veneto avrà sulle spalle, 100 milioni per chilometro, attenzione, costruita su una falla, in cui una falla d'acqua che tende a sprofondare, che inevitabilmente sarà necessario intervenire con sempre continue opere di manutenzione. Allora, a prescindere da quella che è stata la scelta di devastare un territorio per quasi 200 km, cementificarlo, introdurlo attraverso un percorso anche in cui necessariamente il terreno crolla, ma da 3 miliardi a 13 miliardi, possibile quando ricordiamo che la BEI, ANAC, Cassa Depositi e Prestiti avevano espresso parere negativo sull'opera. Attenzione, quindi delle perplessità ci sono inevitabilmente su quest'opera, è indubbio. Questo era doveroso informare. Borò, la replica? Beh, a parte non so dove abbia trovato i 13 miliardi, ma poi a numeri no, basta spararli e si fa confusione. L'opera sono là scritte, le carte, l'opera costa 2 miliardi e 3. Inizialmente. Vabbè, lascio parlare, dopo replico. Gli investimenti sono andati, l'opera costa 2 miliardi e 3.
ed è costata di più di quello che era originalmente previsto solo per un motivo semplicissimo, perché quando si fanno i tavoli di concertazione con tutti i comuni dove l'opera passa, i sindaci hanno chiesto delle opere di mitigazione. Ad esempio, quando la Pedemontana passa in trincea, che non era il progetto originale, ma passa in trincea per mitigare proprio l'ambiente e quindi avere un'opera più diciamo, addentro al panorama e all'aspetto ambientale, costa molti soldi di più. È salito di molto il valore per queste opere, che comunque non sono soldi buttati via, no? È un'opera più armoniosa con l'ambiente, è un'opera che ha anche ovviamente dei rapporti infrastrutturali importanti, perché anche quando si cerca di far passare un messaggio, è costruita sopra l'acqua. Allora mi dovrebbe spiegare la 4 dove è costruita, visto che è in pianura, no? Perché se c'è qualcosa che manca in Veneto, che non manca in Veneto, è l'acqua. Quando la costruisci in Pedemontana, sicuramente il problema idrico, il problema dell'acqua è minore che la pianura. Però sparar così, no? Dove si sparano notizie che non hanno peso, non hanno senso, poi per carità, non hanno peso. Magari, andiamo a vedere il preventivo finale di costi, se sono 3 miliardi. Magari il candidato Borile è più addentro a livello ingegneristico di chi l'ha progettato. Atti pubblici che lei ha detto, basta andare ad informarsi, cioè è tutto nero su bianco, Boronna. 3 miliardi, 13 miliardi, benissimo, va benissimo, speriamo 13 miliardi e indebitiamo tutto quello che è 100 scritto milioni nero per su chilometro, bianco, tutto quello che è scritto nero 100 milioni per chilometro, altro che Mose. Qui abbiamo due Mose qui in Veneto, attenzione, con la tutto quello che è scritto nero su bianco, bisogna imparare a leggerlo però. Certo, io li capisco molto bene, ma bisogna saper fare anche i conti bene, perché se lei lavora in un'azienda e mi fa un preventivo da 3 miliardi e poi me lo sballa a 13 miliardi, va a casa. Quello è quello che succede in qualsiasi azienda privata. E quando si legge si impara anche a capire le cose. E siccome, se c'è una cosa che posso dire voglio dire, i conti e i progetti sono lì, ma sono lì, no? Non sono lì da ieri, sono lì da però io vorrei capire, anni, Fabrizio, basta che li vada a leggere. L'argomento se l'è cercato lei nella spiegazione, che ha detto che già nella sanità abbiamo detto l'ha cercato lei prima nel cappello iniziale che ha fatto, ha detto già viene premiato per tutto quello che ha fatto anche nelle infrastrutture. Allora la domanda che è obbligo che le ha fatto, dico, caro Boron, mi dica che infrastrutture ha fatto, e sono partiti con la Pedemontana. Poi cosa ha fatto la Regione Veneto per quanto riguarda le infrastrutture, che ha detto lei che sono state fatte, non io, l'ha detto lei. Ma scusi, ma scusi, vuole che parliamo di tutti i progetti che sono stati portati a casa e quello che si sta costruendo per i mondiali di Cortina, per le opere di mitigazione dell'alluvione che c'è stato nel 2010? Vuole che le dica quanti soldi sono stati spesi per le vasche di espansione, le opere di mitigazione, le opere idrauliche? A Padova è stato costruito lo scolmatore, il canale che scarica l'acqua da Padova a ovest a Padova est, è stato costruito 20 milioni di euro di impianto, di struttura, durato 18 mesi. Un appalto doveva durare 24 mesi, opera finita, addirittura c'è stato il premio accelerazione finito in 18 mesi. Guardi caso nelle ultime bombe d'acqua, e questo lo so per certo perché ero io assessore a Padova e ho seguito il cantiere, nelle ultime bombe d'acqua Padova Ovest è la parte, diciamo, che va da Altichiero a Montano, non è andata sotto acqua, no? Ci sarà un motivo. Allora, tutte le opere, guardate, è vero che al tempo della democrazia cristiana si diceva che fare le opere sotto, no? Le parti fognarie non si prende voti, non si vedono. Ma quando ci sono però i problemi come quelli che abbiamo vissuto nel 2010, dove si è rischiato di andare sotto anche nella città di Padova, dove purtroppo amaramente in molte parti del Veneto si è avuto danni importantissimi, da quel 2010 ad oggi, sono stati spesi centinaia di milioni di euro per opere infrastrutturali sul rischio idrogeologico. Se lei mi dice che questo direttore non vale niente, sono i cittadini che votano. Fabrizio Boron, non mi mette in bocca cosa ho detto. Io le ho detto una cosa che aveva detto lei e io le ho fatto la domanda. Bene, le opere di mitigazione idrauliche, se vuole gliele elenco. Le risposte ve le date voi, non io vi faccio le domande. Il consigliere ha toccato un argomento importante, solo che non va stratificata come dire, la portata della politica regionale se non è, come dire, se non ha messo risorse la regione, se invece ha recuperato risorse da altri enti, legacy Europa, come tante volte, perché qua rischiamo di fare qualche serata in cui denigriamo profondamente l'Europa fatta di burocrati e poi però tutti da amministratori
regionali, andiamo a tagliare i nastri perché abbiamo fatto le opere con le risorse europee, primo elemento. Secondo elemento, ad esempio l'argomento specifico delle bonifiche, dello sgrondo delle acque, con che risorse sono state fatte? Questo è il punto che poneva il direttore Possamai, ossia in questo Veneto, in questi ultimi 10 anni, capito che c'è stata una grande legittimazione da un punto di vista popolare nella gestione del consenso, indiscutibile, inappellabile, ma poi strutturalmente le opere, quelle che ti cambiano il Veneto, se togliamo la pedemontana, mi lasci fare un ragionamento, certo. Se togliamo la pedemontana, e lì l'argomento che io vorrei porre sul tappeto è: ma se è nata come finanza di progetto, qua diventiamo tecnici e difficili, ma per capirci, chi ha partecipato a quel bando di gara, ed erano 2 ditte, la prima poi cassata dal TAR, aveva proposto di farsi tutto e di recuperarsi attraverso i pedaggi quello che aveva investito. È diventata un contratto di somministrazione. Lo capisce anche uno che di bilanci non capisce niente, e che spiego il motivo. No. Possono mettere la ditta piemontese, può mettere nel suo bilancio le entrate ed uscite certe, allora, in particolare le entrate, perché sono garantite dalla Regione. Le faccio una domanda a lei che ha ragione. Allora, giustamente, correttamente, se uno è corretto, dice il governatore Zaia aveva un consenso enorme, il governatore più amato d'Italia, prima ancora del Covid, e questo è riconoscibile, i dati dicono questo. Dove l'ha avuto? Qualcuno gli aveva dato? Se lo meritava oppure no? Direttore, perché se qualcuno gli dice sei più bravo, lasciamo stare il Covid, che abbiamo capito che ha fatto un capolavoro, però anche prima dicevano che era un governatore bravo. Ma io non sto contestando minimamente il governatore Zaia. Io almeno sto cercando di approfondire una tesi portata in campo dal direttore Possamai, e che mette in fila, al di là del consenso, perché, come dire, si sta stare in mezzo alla gente, rispetto alle 5 cose fatte in Veneto nell'ultimo periodo. Ad esempio io dico, l'ho già detto anche in altre trasmissioni, che lo dico al Presidente della Commissione, la 5ª Commissione Sanità del Veneto, che la riforma fatta in Veneto 4 anni fa ha bisogno della riforma della riforma. Perché alcune cose vanno bene, ma altre, anche se con Covid è andata straordinariamente bene, ma noi avevamo come prospettiva la sanità lombarda. Noi tagliavamo il territorio e per fortuna quella riforma lì non è arrivata a fine corsa, altrimenti potevamo correre i rischi della Lombardia. Legacy. Quanto è centrale il medico di base? Quanti sono centrali i posti di territorio rispetto ai posti dell'ospedale? Questa è una cosa di cui discutere, che metto sul tavolo a beneficio della sanità veneta. Arturo Lorenzoni. No, credo che sia importante rimanere sul tema. Pedemontana e sanità. Sanità, nel programma di Zaia 2015 c'era eliminazione delle liste d'attesa. Ora, chiunque di noi chiami il CUP per prenotare una qualsiasi visita si rende conto che questa eliminazione delle liste d'attesa, che era il caposaldo del programma elettorale di Zaia 2015, è stato disatteso. Ma anche sulle infrastrutture è vero che la Pedemontana è una grande opera, però è anche vero che ci ha caricato, come diceva giustamente Borile, un debito a rischio zero per le imprese, zero. Perché tutto il rischio finanziario è sulle spalle dei cittadini del Veneto. CAV, la concessionaria delle autovie venete, viene drenata di tutto il margine che c'è sul passante, perché dovrà, alla fine della concessione, 300 milioni sono già stati ipotecati per sanare, diciamo così, i conti della Pedemontana. Cioè sono state fatte delle operazioni che io definirei azzardate dal punto di vista finanziario. Io immagino che sia preoccupato il Presidente Zaia di questi. Saranno 13, saranno 9 alla fine, io non lo so quale sarà il consuntivo. Sicuramente il consuntivo è almeno 3 volte il preventivo. Un'opera che ha avuto delle vicissitudini, per carità, la Galleria di Malo in questo momento è criticissima e così via. Io non credo che a fine del 2021 sarà finita l'opera. Ma quello che io contesto è un'architettura dal punto di vista finanziario che mette in ginocchio il Veneto. Quando c'erano investimenti infrastrutturali molto meno impegnativi e molto più significativi per molti dei veneti, che non sono stati fatti. Si parlava delle infrastrutture ferroviarie, ma anche nelle infrastrutture viarie ci sono dei passaggi che
la Regione necessita, che non sono stati fatti. Per cui, insomma, io credo che a voler grattare un po' quello che è stato fatto, un po' di cose si possono far vedere. Sì, ma poco Lorenzo, io capisco. No, e poi lei diceva, come mai Zaia ha il consenso? No, la domanda glielo spiego io, del Covid, perché ha sbagliato poco. Prima del chi non fa non sbaglia. E lui è stato bravissimo a fare pochissimo. E l'acqua, se sta ferma, non si mette la bocca sotto. Ma è stato questo il problema del Veneto degli ultimi 15 anni. Abbiamo fatto troppo poco. Io riconosco a Giancarlo Galan una grande progettualità, con tutte le difficoltà, i problemi, quello che è venuto fuori. Però aveva progetti ambiziosi, Galan. Ha lavorato su cose importanti. Poi, cosa abbiamo avuto di importante ancora? C'è questa Pedemontana, che poi è un progetto che Zaia ha ereditato da cose precedenti. Non ci sono stati progetti grossi, e anche sulle infrastrutture per la sicurezza idrogeologica. Voglio dire, andiamo a parlare con i comuni a nord di Padova. Tutti i bacini di laminazione del Muson e sopra non sono stati fatti, erano stati promessi, finanziati e mai partiti. Parliamo con i sindaci. L'idrovia. Vabbè, l'idrovia poi è un grosso problema. Come l'idrovia non c'entra niente? Era un bacino scolmatore delle acque. Parliamo della messa in sicurezza. Il Muson stava per uscire, domenica scorsa stava per uscire il Muson. Idrogeologico è successo, non c'entra niente l'idrovia, perché il problema è stato a monte, ovvero quello che è stato il rischio, ad esempio, sulla parte di Vicenza e sulla parte di Belluno e di Treviso. Sono state i due più grandi problemi, perché purtroppo quando succedono quei problemi abbastanza pesanti sappiamo benissimo che l'ondata arriva sempre da monte a valle. E questo è il problema. Appunto, e allora no, bisogna che la freni. Bisogna che la freni prima che ti arrivi l'ondata qua, perché se ti arriva l'ondata qua non basta neanche il canale scolmatore. Non basta. Quando ti è arrivata qua lo scolmatore ti prende l'acqua dopo che Padova è già alluvionata. Il professor Dal Pao bisogna che li freni prima l'acqua, la mitighi prima. Completamento dell'idrovia. Bisogna che la fai discendere prima. Vatti a vedere cosa è successo nel 2010 e poi capisci come è successo. Nel 2010 il problema sono state fare le vasche di laminazione a monte, perché altrimenti quando è a valle il disastro l'hai già fatto. E sono state fatte a Valdagno, vai a vedere, l'opera più grande è a Valdagno. Però nel ragionamento che ha fatto, scusate, e poi la pubblicità, ha ragione il direttore Possamai, dice tutto quello che dite magari sarà vero, è vero, indubbiamente. Sì, passa in secondo piano rispetto alla sanità. Il problema primario è la sanità e quindi... Le liste d'attesa, appunto. Un successo straordinario. Vabbè, oggi lei chiama e le dicono se va nel privato fa prima. Spende anche meno in qualche caso. Guardi, è questa la sanità che vogliamo. Questa è un'informazione non corretta e mi dispiace che un candidato presidente possa dare un'informazione così non vera, perché il problema di come si prenota una visita è definito a normativa, ovvero quando si telefona il primo accesso alla visita entro i termini di prescrizione medica, perché la prescrizione del tempo di attesa la fa il medico di base, Lorenzoni, ma poi le porto se vuoi le carte come funziona il sistema sanitario. No, ma lo so, perché da cittadino la fa il medico di base, chiama il CUP. Il CUP dà la visita entro i termini prescritti al medico di base, ovviamente nell'ospedale o nella struttura pubblica più veloce. Quella più veloce, si parte dalla vicinanza e si arriva ovviamente entro l'ULSS a quella più distante. Qualora il paziente rifiuti la visita entro, ovviamente magari è di Padova, gliela danno a Campo San Piero e dice che a Campo San Piero non ci va, e scavalla il termine di prescrizione, può anche avvalersi in caso, ma questo solo è successivo e non è una scelta prioritaria, può avvalersi delle strutture private accreditate. Però basta metterli in lista di galleggiamento e ci siamo. E questo funziona così. Poi ci sono i dati. Di galleggiamento. No, il galleggiamento è un'altra cosa. Il galleggiamento è quando non hai nemmeno la capacità di individuare, ma se tu non hai la capacità di individuare a pieno regime la struttura pubblica, vai in struttura privata accreditata, ma la struttura privata accreditata non è sostitutiva, è integrativa del sistema, primo di tutto. Secondo, siccome poi ci sono i dati ministeriali, sono loro al governo, se li vanno a prendere, perché il Veneto prende milioni e milioni di euro di premi ed è il primo in Italia
per ovviamente messa in atto dei LEA, è proprio determinato dal valore del riconoscimento delle prescrizioni, visite fatte entro le prescrizioni. Siccome siamo al 98%, definite Ministero delle Finanze, perché la ricetta medica, quando si fa la prescrizione, forse pochi lo sanno, viaggia in due comparti, una sull'ambito di prenotazione sanitaria e una va diretta al Ministero delle Finanze, che le accoppia, e su quella che va al Ministero delle Finanze si definisce la graduatoria e la capacità percentuale di adeguamento della prescrizione medica a quella ovviamente poi eseguita. Il Veneto è al 98% e prende il premio come regione che offre, ovviamente in Italia, offre l'adeguamento LEA prima di tutto. Quindi siamo io e lui il 2% che rimane. Siamo sfortunati del 2%. Molto probabilmente te si sfiga. Ho la pubblicità, però sei rapido nella risposta perché poi... Due punture rapide. La prima è in parte vero, perché tutti hanno provato che uno tira sul telefono, chiama, ti mettono nella lista e poi quando sei ancora nell'imminenza della chiusura dei 30 giorni ti richiamano e te la riallungano. E quindi che si chiami lista di galleggiamento, che si chiami un'altra cosa, l'efficienza in quel caso manca per tutta una serie di motivi. Non è possibile, lo sai che non è possibile. È possibilissimo. Tu lo sai che non è possibile per un motivo, perché per spostare la data di prenotazione ci vuole il consenso del medico di base. Ci vuole il consenso del medico di base, perché la comunicazione viene trasferita tramite, ovviamente, un'equipe, siccome va di moda oggi la task force, se vogliamo chiamarla, in ambito ULSS che definisce le priorità di accesso. E quando si modifica una data di prescrizione ci deve essere la comunicazione al medico di base. Punto. E poi c'è un secondo elemento. Le cose le si dicono correttamente. Qualche volta chiama direttamente l'ospedale. Se tu hai un intervento... Ma deve essere comunicata al medico di base, se non c'è, se il medico di base non l'ha... È capitato, mia moglie è stata operata alle tiroidi di mia moglie e l'ospedale ha chiamato, l'ha ritirato di un mese. L'ospedale senza il medico di base è capitato. Ma la precisazione. Ma quella non è successo lo stesso. Quella è post-operatorio. È una cosa diversa. Qui stiamo parlando di prescrizioni mediche che arrivano da ricette. E poi c'è un'altra cosa incontrovertibile che è la seconda la pubblicità, poi però lasciatemela dire dopo, perché è fondamentale rispetto al nostro sistema, che si chiama ULSS, Unità Locale Sociosanitaria, è la forza del nostro sistema, è sta seconda S del sanitario, del sociale insieme al sanitario. Chiedete a qualcuno che ha il figlio che ha problemi con la dislessia se trova il psicologo al distretto, che non hanno mai sostituito. Vabbè, dopo la pubblicità ne parliamo. Poco, Vabbè, dunque, voi dite, praticamente mi sembra di capire che che va bene, ma potrebbe andare meglio e che se continuiamo così io non voglio fare l'avvocato difensore di Zai che non ha bisogno, però è chiaro che tutto si può migliorare, però alla fine sta dicendo Bisato che alla fine del gioco, alla fine della partita è buona o non è buona la sanità veneta? Non è buona perché sono costruite le prestazioni sugli indicatori e invece devono essere costruite le prestazioni sui bisogni della gente, non sugli indicatori. Gli indicatori... ma diglielo al Ministero. No, ma certo. Diglielo al Ministero, deve dircelo a noi, diglielo al Ministero che cambia gli indicatori. Guarda che noi, gli ultimi LEA li hanno adeguati ai nostri extra LEA. Pubblicità, rimanete con noi tra poco.